tenevamo a spiegare in due minuti come funziona la squadra, perché magari ci sono persone che hanno sempre visto cantare, però il nostro canto è fatto a 5 voci, sono 5 parti reali, ci sono i bassi, che sono il gruppo più numeroso, sono quelli che fanno bobo, e poi ci sono 4 voci soliste che sono la chitarra, la voce chitarra, e il controbasso che è Marco, e poi il contralto che sono io, e il primo che è Leonardo o Roberto, a seconda di come decidiamo il contralto. Tutte queste 5 voci raramente cantano da sole, fanno parte da sole, è quasi inesistente il solismo nel travello, mentre invece è molto ben radicata la sovrapposizione, come se fosse in tianga lasagna. Comunque, e poi il suono di Genova questo, perché se uno dovesse dire cos'è il suono, il nostro suono, come canta il nostro popolo canta così, cioè, e questo è veramente autentico, nel doc, tutto quello che c'è vicino e simile è solo qualcosa di simile, davvero suono di Genova, permettetemi di dirlo, perché comunque come una copia oppure qualcosa che viaggia vicino, qualcosa che è anche bello, piace, però questo è proprio il canto originale. È un canto che si fa in economia, come potete vedere, perché non ci sono strumenti, non c'è niente, molto spesso cantiamo anche senza amplificazione, come qua, perché facciamo un'acustica praticamente perfetta. È un canto che fa bene per gli ambienti piuttosto piccoli e sicuramente un canto conviviale, non ha nient'altro che come diciamo, obiettivo quello di stare insieme tranquillamente, più o meno, perché intanto non siamo tranquilli, ecco sì, prendersene qualche goccio sano, però brutto associare i canterini alla gente che beve in maniera modata, non è vero. C'è stato qualcuno che ha detto che il vino è la sesta voce del travalero, ma noi lo smentiamo anche se poi qui astemi non ce n'è, però voglio dire, cosa vuoi fare? Sento un ceto del mio cuore.